Catania continua a essere una città sporca, soprattutto nei quartieri periferici, ma non solo. È chiaro che noi come CGIL, ma anche come funzione pubblica, CGIL, abbiamo chiesto al Comune e al Sindaco Trantino di avere un confronto perché ci sono delle tematiche che a nostro avviso vanno affrontate. C'è una carenza di controlli da parte del comune. Noi pensiamo che i controlli debbano essere dei controlli che siano da deterrente per la cittadinanza. C'è pure una informazione nella corretta differenziata che i nostri concittadini fanno in modo errato, e poi c'è da parte dell'azienda che opera quel servizio a nostro avviso una disposizione del personale che è alquanto carente. Ci risulta che i mezzi ci sono, soprattutto gli autocompattatori, ma mancano gli autisti per poter operare con quei mezzi. È chiaro che noi come CGIL lanciamo il grido d'allarme, visto che la nostra provincia, lo diciamo da tempo, può essere ma soprattutto Catania può essere una città a vocazione turistica. Lo vediamo ogni giorno e ogni anno che i turisti il numero dei turisti aumenta. È chiaro che Catania, avendo anche le proprie bellezze che non sono seconde a nessuna città metropolitana, dovrebbe avere un decoro proprio per intercettare e non fare scappare i turisti, che potrebbero essere praticamente un motore di propulsione economica per la nostra città. Noi come CGIL chiediamo al sindaco un momento di confronto con le parti sociali, con chi ovviamente opera quotidianamente in quel settore, per fare delle proposte per migliorare la raccolta dei rifiuti nella nostra città. È chiaro che i lavoratori vivono anche dei momenti di disagio. È chiaro che l'azienda ha assunto 110 nuovi operatori ecologici, ma è chiaro che quei 110 operatori ecologici assunti con un contratto a 24 ore non riescono a sopperire le esigenze reali che effettivamente il nostro territorio, la città di Catania, ha di bisogno.